Non sono un sindacato, il loro è un gruppo spontaneo e apartitico. Gli infermieri veneti e italiani del Movimento Nazionale Infermieri prendono posizione dopo le recenti iniziative di alcuni comuni della regione di dedicare alcune piazze agli eroi della sanità. Agna lo ha già deliberato, mentre a Padova e Piove di Sacco sono state depositate specifiche mozioni. Non siamo eroi e non lo siamo mai stati e mai lo saremo, noi facciamo semplicemente il nostro lavoro con amore, dedizione e professionalità. Quello che vorremmo e che chiediamo ad alta voce è che ci venga riconosciuta questa professionalità con un adeguamento contrattuale e dei diritti. Insomma, gli infermieri ringraziano del pensiero, ma vorrebbero che la loro professionalità venisse riconosciuta anche economicamente. Dopo la laurea triennale frequentano vari corsi di specializzazione che non vengono mai valorizzati. Molti di loro sono precari, vanno perciò utilizzate meglio le graduatorie esistenti. Il loro mestiere richiede umanità, la disponibilità a lavorare per turni, responsabilità. Ecco le richieste. Sono l'uscita dal comparto sanità e quindi la stipula di un contratto esclusivo, il primo contratto esclusivo per l'infermiere e che quindi porterebbe all'adeguamento salariale, alla facilitazione delle mobilità intra-extra lavorative, un'equiparazione dei diritti per i dipendenti in pubbliche amministrazioni e negli enti privati e anche un adeguamento dei passaggi degli scatti di anzianità per rispetto dei nostri colleghi più esperti, diciamo. Sono circa 450.000 in tutta Italia gli infermieri iscritti all'ordine professionale. Le loro richieste economiche sono dirette alla politica centrale che finanzia la spesa sanitaria delle regioni. E non chiamateli eroi. Senta, voi dite non siamo degli eroi e a chi vi definisce angeli cosa dite? Ancor meno, insomma, gli angeli sono nel cielo, noi siamo con i piedi per terra e lavoriamo col cuore e basta, insomma.